Benvenuti, oggi con Capoluoghi vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Alessandria. Il comune si trova a 98 metri sul livello del mare e conta circa 92.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Alessandria! Siamo all'incontro con il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Siamo qui all'interno del suo ufficio che già vuole dire tanto, perché abbiamo l'Italia qui nel suo ufficio. Allora, ci presenti la città di Alessandria? Farò il possibile per farlo al meglio, insomma. Già il fatto che si trova in questo ufficio e attorno a queste immagini d'Italia vuol dire che Alessandria ha avuto un passato collegato anche all'Unità d'Italia particolarmente interessante, che ha fatto sì che a un certo punto nell'Ottocento un signor pittore di Alessandria, Pietro Sassi, ha voluto rappresentare questi specchi, queste finestre sul paesaggio d'Italia all'interno di questo ufficio, come se sostanzialmente ci affacciassimo da una finestra e vedessimo dei paesaggi d'Italia, insomma un riassunto della nostra nazione all'interno di un ufficio di un comune. E questo è un fattore, direi, estremamente interessante, che fa vedere come Alessandria, pur rivendicando un suo ruolo, una sua storia, una sua identità che affonda le radici nel lontano Medioevo, nel 1168, a un certo punto però si sente parte di un insieme, di una nazione di cui esalta i paesaggi più belli. Insomma, ecco, Alessandria ha questo aspetto, ha un forte criterio di identità, ma allo stesso tempo si sente comunque parte integrante di un territorio e di una realtà più vasta. Un itinerario con tante epoche. Un itinerario con tante epoche e la natura della nostra comunità, della nostra città. Come dicevo prima, è nata nel 1868, ha avuto un ruolo forte come libero comune, ha combattuto contro il Barbarossa, ha resistito a un suo assedio, ha trattato con altri liberi comuni, una città che è cresciuta, che si è formata, quindi una città che assume la sua dimensione forte in pieno Medioevo. Però a un certo punto di questo Medioevo, diciamo, non è che se ne è dimenticata, ma piano piano si è cancellata in parte la memoria. Perché cosa è successo? Per dirla in breve, due episodi principali. Il primo, nel Settecento, viene a far parte di Domini Sabaudi. Che cosa succede? Che i Savoia intendono costruire una fortezza importante a difesa del territorio. Sulla sponda al di là di Tanaro viene praticamente preso uno dei due borghi in cui era formata la città di Alessandria, due nuclei principali, e viene raso al suolo e viene realizzata questa cittadella che oggi è un monumento nazionale incredibile, una delle più importanti fortezze d'Europa.
siamo nel Settecento e quindi viene cancellato un pezzo di Medioevo, un pezzo di storia della città, completamente cancellato. Succedendo questa cosa capita? Che viene una migrazione di popolazione. Chi stava in quella zona o se n'è andato via oppure si è trasferito nell'altra parte di città. Ed ecco l'urbanistica di Alessandria che cambia, gli edifici medievali, tardomedievali, rinascimentali vengono sostituiti da edifici del Settecento che danno luogo anche a signori palazzi di importanza incredibile come il Palazzo Ghilini, che è un palazzo frutto di un progetto dell'architetto Benedetto Alfieri, quindi è un importante architetto, così come altri palazzi. Quindi la nostra città comincia a assumere una facies diversa da quella medievale, dopodiché capitano altri fatti. Arriva Napoleone e qui Alessandria con Napoleone vive una sua, diciamo, dimensione straordinaria, perché ad Alessandria, molti parlano della battaglia di Marengo, una battaglia famosissima, e quindi Napoleone vede in Alessandria che fa surgere un po' come mito la battaglia di Marengo e quindi Alessandria diventa l'obiettivo principale di Napoleone anche in quella che è la sua dimensione urbanistica, deve diventare una città modello, e quindi Alessandria nell'Ottocento ecco che di nuovo assume una veste diversa da qual era quella originaria. Quindi una città che ha passato, diciamo, a volte in termini traumatici, a volte semplicemente come adattamento dei nuovi tempi, dei cambiamenti incredibili. Oggi che cos'è Alessandria? Oggi Alessandria è il risultato di tutte queste cose, quindi il bello di Alessandria è quello di poter andare a leggere una storia che si articola attraverso i secoli, che si rappresenta attraverso dei monumenti significativi che vanno dal periodo medievale, a volte un po' da riscoprire, ma lo stiamo facendo in questo periodo, sino all'Ottocento, ma fino ad arrivare addirittura al Novecento. Insomma, il Novecento ad Alessandria ha dei nomi altisonanti, come l'architetto Gardella, ha dei nomi altisonanti, mi viene in mente i mosaici di Gino Severini sul Palazzo delle Poste, no? C'è un mosaico, no, è un mosaico importante perché racconta la storia della comunicazione. Ecco, Alessandria è un po' tutto questo, quindi chi ha voglia e il bello di venire ad Alessandria sta proprio nell'andare a riscoprire, a ripercorrere tutta questa storia partendo dall'antico o partendo, se vogliamo, dal periodo più recente andando indietro, o partendo dal periodo più antico e venendo in avanti. A livello archeologico, il primo insediamento fu un insediamento romano, Forum Fulvi, e quindi ci sono delle testimonianze altomedievali nella zona della chiesa di Santa Maria di Castello, con la presenza di una chiesa del VI secolo, poi un'altra del IX-X secolo a livello archeologico, e poi questo splendido sviluppo di una chiesa del 400 in stile gotico. Tante cose sono ancora da scoprire, ci stiamo lavorando, come l'antica chiesa francescana di San Francesco, che è una curiosità, è totalmente nascosta, perché è chiuso dentro un involucro di un ospedale militare, frutto delle operazioni napoleoniche che hanno riovattato, rivisitato la città. Ma noi adesso andiamo a scavare e la andiamo a riscoprire per poterla rendere fruibile. Tra i figli illustri non possiamo dimenticare Umberto Eco. Benissimo. Umberto Eco, personaggio eccezionale che fa parte dell'eccezionalità di Alessandria. Grande storico, grande letterato, grande pensatore, oserei dire, con una capacità di leggere tra le cose. E Alessandria ha voluto anche dedicare a Umberto Eco un momento particolare, dove se non davanti alla biblioteca, al Regno della Lettura, al Regno della Cultura, c'è questa scultura luminosa realizzata dallo scultore Lodola che si accompagna con altre sculture che celebrano momenti ad Alessandria.
Alessandria, uno dedicato a Borsalino, un altro nome importante della nostra città, a livello di moda, a livello di immagine. Pensate che cosa è stata la Borsalino nei film. E dall'altra parte, ancora una volta, Marengo, il cavallo di Napoleone, vicino a Villa de Lavo, dove c'è il museo Napoleone. Però Alessandria è stata certamente oggi come oggi conosciuta come la città che ha dato i natali a Umberto Eco, e quindi ha un nome estremamente famoso, importante nella letteratura e negli studi umanistici, ma ancora posso sottolineare come Alessandria sia anche, o il suo territorio, una realtà che ha dato i natali a Carrà qui vicino. Il pittore Carrà è nato dietro l'angolo. O posso ancora sottolineare come questo territorio sia quello che ha dato i natali a Pio V, a San Pio V, cioè un unico papa piemontese, il papa della Controriforma, il papa della battaglia di Lepanto, e qui vicino a Bosco Marengo c'è pochi chilometri da Alessandria un angolo tosco-romano del Cinquecento in Piemonte. E nell'itinerario dobbiamo inserire la biblioteca, il percorso museale, perché sono vari musei, quindi tante cose da vedere. Forse non tutti sanno che nelle nostre sedi museali esiste il più antico ciclo pittorico affrescato dedicato al Lancillotto. La più antica camera Lanzelotti medievale è conservata ad Alessandria. Chi avrebbe immaginato una cosa del genere? Ma a livello europeo è la più antica, finché non ne scopriranno un'altra che è ancora più antica, però finora deteniamo questo primato con questi bellissimi affreschi della fine del Trecento che rappresentano questo, come dire, rapporto, questa sorta di film affrescato di cappa e spada, cioè dove c'è il combattimento, il duello, l'eroe Lancillotto, ma dove c'è anche l'amore tra Ginevra, Lancillotto e la figura di Artù, che insomma rimane un pochettino lì tra i due in sospeso. E quindi c'è anche questa curiosità. Se uno vuole vedere un bel film dell'epoca di cappa e spada, viene ad Alessandria e si va a vedere gli affreschi arturiani. Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario e andiamo ad incontrare il Vescovo della Diocesi di Alessandria. E con gioia incontriamo Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. La prima domanda è semplice: ci presenti la diocesi di Alessandria? La diocesi di Alessandria è una diocesi piccolina nel Piemonte dal punto di vista dell'estensione, ma ricca di popolazione. Una diocesi che si situa tra Torino, Milano e Genova, ed è stata costruita una città voluta in onore di Papa Alessandro III per avere una postazione difendibile per evitare che gli eserciti scorazzassero indisturbati per la pianura padana. Per cui hanno costruito una città fortificata alla confluenza del Bormida con il Tanaro, appena prima che sfoci nel Po, e così è nata in questo modo Alessandria. Noi alle nostre spalle abbiamo la cattedrale che è il centro della cristianità qui ad Alessandria.
Certo, questa cattedrale è dell'Ottocento perché in realtà la cattedrale originaria medievale è stata purtroppo distrutta da Napoleone Bonaparte ed è una cattedrale dedicata ai santi Pietro e Marco ed è un luogo dove si prega veramente bene, dove è custodita la nostra Madonna della Salve, cuore della devozione per Alessandria, direi la festa principale, la più sentita dagli alessandrini. Alessandria, città di Maria, quindi. Città di Maria e anche città di tanti altri santi di riferimento. L'anno prossimo festeggiamo San Pio V, il 450° anniversario della morte, l'unico Papa del Piemonte. Ci sono tanti riferimenti. Un santo è nato nell'anno della fondazione 1168, Ugo Canefri, Sant'Ugo Canefri, che è sepolto a Genova a San Sisto di Pre, alla Commenda. È nato proprio l'anno della nascita di Alessandria, come la fondazione è un segno anche bello, cominciata con la nascita anche di un santo. Lei sta incontrando in questo momento tanti fedeli e vedo qui, la ho in cartaceo, la lettera pastorale: sarete per me un regno di sacerdoti. Ogni giorno racconta questa lettera ai fedeli? Sì, perché sto girando la diocesi per tutto il mese, 4 incontri nelle 4 zone pastorali e cerco di portare i fedeli alla scoperta di questa cosa mirabile che è il sacerdozio battesimale, un po' dimenticato, un po' troppo dimenticato rispetto alla sua importanza, che è il legame forte col sacerdozio di Cristo. Noi siamo innestati in Cristo e siamo sacerdoti e possiamo offrire al Signore rendendo sacre, purtroppo usiamo la parola sacrificio che bisogna recuperare nel suo senso vero, non cambiarla. Sacrificio viene da sacrificare, che è rendere sacro, come semplificare e rendere semplice, sacrificare e rendere sacro. Non è una cosa terribile, è una cosa bellissima, la cosa più alta che può fare l'uomo su questa terra. Alessandria è anche una città che accoglie. Questa accoglienza di Alessandria a me ha colpito perché è una città piuttosto schiva, ma dove si vive bene. Non lo dico soltanto per le persone bisognose, lo dico anche per le altre persone. Mi colpisce anche che nella comunità delle autorità, che spesso vengono da fuori, girano tanto, no? Tutti dicono che stanno benissimo qua. E diversi, pur non essendo originari di qua, scelgono di prendere casa qua, finito il loro servizio, anche da altre parti, no? E questo mi colpisce, no? Alessandria è una città accogliente. In conclusione, qual è il messaggio del Vescovo alla cittadinanza e alla diocesi? Beh, il Vescovo alla cittadinanza è quello di imparare a valorizzare il bene che c'è, che è tanto. Imparare a valorizzarlo, a condividerlo, a spingerlo, perché ce n'è tanto, solo che a volte è un po' nascosto. E alla diocesi quest'anno stiamo passando alle unità pastorali e stiamo facendo un lavoro, impostando un lavoro sinodale molto profondo. Chiedo la fatica di questa sinodalità, no? Perché è un cammino a cui magari non siamo abituati, ma che porterà molto frutto, solo che è faticoso iniziarlo, perché è un po' come quando uno non è allenato e comincia a camminare, all'inizio insomma si fa fatica. Ecco, chiedo questo, questa fatica della sinodalità per gustare la bellezza dei suoi frutti. Grazie a Monsignor Guido Gallese. Noi continuiamo il nostro itinerario per scoprire alcune tipicità e piatti tradizionali di Alessandria. E adesso scopriamo l'itinerario del gusto e non solo, e lo facciamo con Andrea Nari, lo chef, e Mattia Roggero, assessore al turismo e commercio del comune di Alessandria. Innanzitutto andiamo a presentare questi piatti e le altre tipicità. Allora, abbiamo una serie di piatti che sono strettamente del nostro territorio. Il rabaton, una nostra eccellenza cittadina,
Gli agnolotti col sugo di stufato, altra eccellenza della nostra città. Passiamo a un secondo che è il pollo alla Marengo, e lì c'è una storia dove scoffiene la battaglia di Marengo. In origine veniva fatto col gambero di fiume, noi l'abbiamo un po' adattato con i gamberi classici. Poi c'è un pane tostato e un uovo. Nel pollo, che viene fatto in umido, vengono poi aggiunti i funghi champignon e un pomodoro con cassè per dare un po' di colore e gusto. La battuta di Fassona, benché poco da dire, è semplicemente battuta al coltello, e poi ci si può giocare con scaglie di parmigiano, adesso che siamo in periodo tartufo nero, tartufo bianco, come si vuole. E poi abbiamo la nostra insalata russa, che l'insalata russa è un insieme di verdure legate assieme da maionese e tonno. E finiamo in dolcezza con un budino di cioccolato e amaretti che viene chiamato bunette. E poi abbiamo i formaggi. E poi abbiamo delle eccellenze della provincia alessandrina, che questo è il Montebore, ed è un formaggio di latte ovino e vaccino che viene fatto in provincia di Tortona. E poi abbiamo la Roccaverano e capra, e viene fatta qua dalle parti di Acquiterme. E non dobbiamo dimenticare i vini. In questo caso abbiamo un Timorasso, che è un piccolo vigneto dalle parti di Tortona, poi abbiamo una Barbera dei Colli Tortonesi, per cui rimaniamo più o meno sempre nella stessa zona, mentre qua ci spostiamo nella zona del Casalese, però sempre comunque in provincia di Alessandria. Abbiamo un Grignolino di Acornero e lo stesso una Barbera del Monferrato. E abbiamo anche dei liquori. E abbiamo delle grappe di Berta, che è una destilleria che c'è qua nelle vicinanze di Alessandria, e questo è uno dei suoi più famosi amari, che è una base cognac e un insieme di erbe molto interessante. Ma che cos'è Alessandria per lei? È tutto. Io sono andato all'estero, ho provato l'esperienza all'estero per diversi anni e poi sono tornato a casa perché non potevo stare lontano dalla mia città, dai miei piatti, dalle mie tradizioni. Grazie chef. Allora, assessore, abbiamo parlato dell'itinerario del gusto, poi Alessandria ha tante cose belle da vedere, la storia, l'arte, la cultura, però è una città anche ricca di manifestazioni. Alessandria è una città ricca di tantissime cose, di tantissime iniziative, manifestazioni, eventi di carattere culturale, di carattere sportivo, di carattere enogastronomico, quindi è veramente una realtà di porta d'accesso del nostro territorio, che è il Monferrato. Il Monferrato è patrimonio UNESCO dal 2009, è proprio qua a due passi, quindi invitiamo tutti a venire a scoprirci, a stare qui da noi e a conoscere questo bellissimo territorio che peraltro Andrea poco fa ha raccontato anche dal punto di vista dell'enogastronomia. Un territorio si racconta anche tramite l'enogastronomia, un territorio si racconta tramite la propria storia, un territorio si racconta tramite le proprie manifestazioni. Quindi un insieme, un'unione di cose che veramente fanno una realtà forte. Come ha detto bene Andrea prima, Alessandria per noi è tutto. Qui c'è un conservatorio, anche so che c'è una grande manifestazione dedicata alla chitarra. Sì, allora Alessandria è una manifestazione importantissima internazionale proprio legata alla chitarra classica, quindi associare, no, al mondo del suono, del conservatorio, al mondo della musica classica, no, fatta con la chitarra, quindi è veramente un evento importante per la nostra realtà che porta qui persone da tutto il mondo. Una domanda che facciamo a tutti, ma che cos'è Alessandria per lei? Beh, voglio replicare quello che ha detto Andrea prima. Alessandria è tutto, è una città meravigliosa, è una città dove poter costruire il proprio futuro, dove poter vivere, dove poter crescere i propri figli, è una città sicura ed è una città assolutamente da visitare e da scoprire perché ha un patrimonio enogastronomico e culturale importantissimo. Invitiamo tutti a passare da noi. Grazie all'assessore, grazie allo chef, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle cose belle e positive di Alessandria. E adesso con Cristina Antoni dell'azienda culturale Costruire Insieme andiamo a visitare una delle eccellenze di Alessandria, il Marengo Museum. Qui veramente raccontiamo Napoleone. Sì, esatto, questo è per Napoleone è stato un suolo sacro. L'inizio del suo mito. Durante la campagna d'Italia del 1800, infatti, Napoleone Bonaparte è arrivato qui come primo console, proprio come Bonaparte, era conosciuto così, e ne esce praticamente sulla strada per diventare Napoleone, l'imperatore dei francesi. Quindi siamo in un contesto assolutamente storico, in un contenitore che a sua volta contiene altre opere d'arte, come questa villa ad esempio, che raccontano proprio le vicende di una battaglia che non è stata
appunto semplicemente una delle tante vittorie di Napoleone, ma è stata proprio la battaglia più fortunata di Napoleone, perché in realtà è partita in modo molto difficile e stava già per finire male, se non che appunto la fortuna lo aiuta, perché nel momento giusto arrivano le truppe del generale Desé a salvare la battaglia. Quindi Napoleone vince e da qui parte la sua ascesa politica e militare. Quindi diciamo che è un luogo veramente mitico e importante per tutti quelli che vogliono conoscere e approfondire una parte di storia che ha portato anche per l'Italia a poi un processo successivo di unificazione, perché da qui poi si sono mosse tante cose, anche perché no, una nuova idea d'Europa. Quindi in qualche modo la modernità di Napoleone, che pur essendo una figura controversa, simpatico e antipatica, è però una grandissima figura di uomo politico, militare e comunicatore, è sempre molto interessante da scoprire. E dal 2009 il simbolo del museo è diventata la piramide. Sì, infatti la piramide, che è stata realizzata dalla provincia di Alessandria nel 2009 proprio per realizzare andare incontro a ciò che Napoleone stesso nel 1805, tornando ad Alessandria, con la quale sentiva appunto un forte legame, proprio nel momento in cui sarebbe stato incoronato a Milano re d'Italia, torna appunto a Marengo insieme all'imperatrice Giuseppina e organizza una grandissima rievocazione, e proprio in questa occasione chiede attraverso un decreto di costruire poi nel tempo a venire una piramide per simboleggiare appunto l'eterno, il legame tra cielo e terra, per onorare tutti coloro che sono caduti nella battaglia, in particolare il generale Desé, che ha sacrificato la sua vita proprio per far vincere a Napoleone questa battaglia importantissima. Grazie a Cristina Antoni, noi vi invitiamo a visitare Alessandria con tutte le sue bellezze. Oggi vi abbiamo proposto capoluoghi, ma per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate ad Alessandria e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!